cosa ne pensa di quello che sta succedendo adesso, in questi giorni, nel nostro governo centrale? Allora, innanzitutto sulla ripresa io parlerei con gli imprenditori per capire se realmente c'è una ripresa oppure no. A me sembra che la ripresa stia andando avanti molto lentamente, se avanti va, ma proprio perché non si interviene concretamente. Sugli 80 euro io sono estremamente perplesso. Io ritengo che certamente è giusto dare a chi ha uno stipendio basso qualcosa in più, gli 80 euro, però mi faccio una domanda. Se in una famiglia un padre di famiglia, un buon padre di famiglia, come dice il nostro diritto, ha qualcosa da dare ai figli e ha due figli, uno che guadagna poco, uno che non guadagna nulla, ma prima questo poco che c'ha, a chi lo dà? Io credo che o lo divide in parti uguali o prima dà a chi non ha nulla. E allora io voglio ricordare che va bene gli 80 euro, ma ci sono 4 milioni e mezzo nel nostro paese di soggetti che sono indigenti, che non hanno nulla, ma intendo, secondo l'Istat, soggetti che non hanno la possibilità di fare un pasto regolare ogni 2 giorni. Sono 4 milioni e mezzo. E poi ci sono i pensionati con la pensione minima, che chiamare pensione, voglio dire, è veramente ridicolo, considerato che è soltanto un contributo alla sopravvivenza, 400 euro. Ecco, io, se l'Italia dei Valori fosse stata al governo del Paese, avrebbe dato quegli 80 euro almeno in parti uguali o prima a chi non aveva nulla. Il problema però è quello. Non vorrei che si riduca soltanto a un atto di cinismo politico, quindi Renzi deve intervenire subito, non dopo le elezioni, perché è chiaro, chi rovista nei cassonetti delle nostre città, chi non ha, per dignità non vuole uscire di casa perché non ha nulla da mangiare, provate a chiedergli per chi vota, dirà ho qualche problema in più, devo pensare a sopravvivere, quindi è ovvio che chi ha qualcosa magari vota di più. E allora evitiamo di rendere un atto di cinismo quello che invece deve essere un atto di benevolenza e di comprensione dei problemi dei più deboli.